Buongiorno Sicilia, è martedì 9 gennaio del 2024, cominciamo subito con fare il punto di quelli che sono i temi più importanti di questa giornata. Ci occuperemo di resi online, potrebbe cambiare infatti la politica di alcuni grossi colossi internazionali per quanto riguarda i resi, poi ci occuperemo anche dei maxi store che potrebbero arrivare nei centri cittadini e quindi l'ARS sta pensando ed è pronta a varare una nuova norma, e poi di ortopedia di eccellenza. Ma intanto questa mattina cominciamo subito con le ultime notizie. Partiamo con la finanziaria, con l'esame del maxi emendamento, un doppio testo che contiene norme di spesa ma anche ordinamentali, e riprese di buon mattino la seduta parlamentare all'ARS per l'approvazione della legge di bilancio della Regione. Ieri sera a Palazzo dei Normanni non sono mancati momenti di tensione per il famoso maxi emendamento, un testo che prevede oltre 360 norme. Ogni gruppo parlamentare sta valutando per conto proprio i commi inseriti nel documento. L'obiettivo è di procedere con la votazione degli articoli della finanziaria rimasti sospesi per poi passare al maxi emendamento. Poi l'Aula esaminerà il voto finale su finanziaria, bilancio della Regione e maxi emendamento. E adesso le altre notizie, passiamo al duplice femminicidio di Naro. Omar, il 24enne che ha accusato del doppio femminicidio, fa scena muta, ma indizi e testimonianze lo inchiodano. Il romeno è accusato di aver ucciso, lo ricordiamo, 2 connazionali infierendo sui loro corpi e dando fuoco ad uno dei cadaveri. Fondamentale la collaborazione della comunità romena per fare luce su questo efferato crimine. Ha fatto scena muta davanti al magistrato in videocollegamento dal carcere di Gela, dove detenuto si è avvalso di nuovo della facoltà di non rispondere Omar Edgar Nedelkov, il rumeno di 24 anni accusato di aver ucciso 2 donne, Delia Zarnisco e Maria Rus, 54 e 58 anni, trucidate nelle loro abitazioni a Naro, nell'Agrigentino, solo per avere rifiutato i suoi approcci. Un duplice e feroce femminicidio. Il GIP dovrà decidere sulla convalida del fermo. Dopo la furia bestiale, il silenzio. Un massacro di una violenza inaudita, hanno scritto i magistrati, che grazie ai filmati di videosorveglianza e alle tante testimonianze hanno ricostruito i 2 atti di quella notte di orrore. L'autopsia ha confermato la brutalità dell'aggressione, lesioni plurime e colpi ripetuti. La stessa madre del rumeno ha raccontato che il figlio si è cambiato i vestiti sporchi di sangue. La fidanzata e il barista hanno smentito il suo alibi. L'amico cinquantenne con cui era a cena a casa di Delia ha chiamato i carabinieri. Tutto comincia da quella cena innaffiata di alcol. Omar molesta la padrona di casa, che non esita a mettere 2 uomini alla porta. L'amico torna a casa, lui si dirige invece dall'altra donna. Maria, ignara, gli apre la porta, viene uccisa, forse violentata, infine bruciata. Poi l'assassino esce di casa. Lui, con i pantaloni ancora slacciati, controlla dalla finestra le fiamme, ma non gli basta. Torna infatti da Delia. Con una spallata sfonda la porta e infierisce sulla seconda vittima, usando di tutto, anche un televisore. Oggi i vigili del fuoco sono tornati nella casa della donna bruciata. Non hanno trovato innesco o traccia di liquidi infiammabili. Mercoledì arriveranno i RIS. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino. Andiamo a Palermo adesso, ospedali vandalizzati, aggressioni, furti nei reparti, episodi inquietanti. Dopo il danneggiamento di un reparto dell'ospedale Villa Sofia, questa volta è stato preso di mira anche l'ospedale civico, sono stati rubati portafogli al personale sanitario. Ancora ospedali palermitani nel mirino dei malviventi. Se ieri vi avevamo raccontato il raid a Villa Sofia con il reparto di radiologia totalmente devastato da un uomo che aveva danneggiato anche la nuova TAC, oggi ad essere preso di mira c'è l'ospedale civico. I ladri sono entrati negli spogliatoi del reparto di chirurgia, i sanitari hanno trovato gli armadietti forzati, sono stati rubati alcuni portafogli. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del nuovo raid vandalico ai danni di un reparto dell'ospedale. Nei giorni scorsi
diversi furti anche al Policlinico e ancora una volta il reparto di oncologia del Civico. Intanto sarebbero un ragazzo di 14 anni e un altro di 15 i minori indagati per l'aggressione e il ferimento di un uomo di 31 anni, ieri sempre a Palermo, in via Alete. La vittima è stata colpita dopo che ha tentato di sventare il furto della sua bicicletta. Gli agenti di polizia sarebbero risaliti agli autori grazie ad alcuni testimoni e al racconto della stessa vittima. Segnali di sofferenza di una città che sta attraversando un periodo decisamente delicato. Così proprio per questo la CGIL Palermo ha chiesto un incontro urgente al sindaco Roberto Lagalla perché la città è in situazione di estrema sofferenza. A premere per un confronto è il segretario generale Mario Ridulfo che elenca una per una in una lettera inviata anche a tutti i consiglieri comunali, agli assessori e al prefetto le criticità, le disfunzioni, i nodi principali di Palermo. Vandali e teppisti protagonisti anche a Catania, incursione barbarica all'istituto Vitaliano Brancati di Librino, sono stati devastati arredi scolastici e messe a soqquadro aule, segreterie e anche l'ufficio di presidenza. Niente lezione, nella giornata di oggi è previsto un nuovo sopralluogo. Aule e corridoi danneggiati, apparecchiature rubate, lim e monitor staccati dai muri, faldoni dati alle fiamme. Rientro da incubo all'istituto comprensivo Vitaliano Brancati di Librino, dove purtroppo i vandali non sono andati in vacanza, anzi hanno sfruttato i giorni di chiusura per compiere l'ennesima azione indegna. Amara sorpresa per gli operatori scolastici, cui non è rimasto altro che avvisare i carabinieri. Niente lezioni quindi e sopralluogo dei militari dell'Arma alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sul posto anche il sindaco Trantino, l'assessore all'istruzione Guzzardi e funzionari di ASP ed ARPA. Secondo i primi accertamenti, i malviventi sono entrati in azione da un ingresso laterale, lo vedete, probabilmente utilizzando un piede di porco per scardinare la porta in ferro. Una volta entrati hanno messo a soqquadro tutto senza risparmiare nulla. Devastati gli arredi scolastici con libri, quadernoni e l'occorrente didattico sparsi per terra. Poco più in là le macchinette di caffè, bevande e merendine sono state distrutte per racimolare pochi euro. Quella che vedete invece è la segreteria dell'istituto, dove è stato appiccato un incendio che ha incenerito la documentazione della scuola e non è stato risparmiato neanche l'ufficio di presidenza con sedie, tavoli ed armadi sparpagliati a terra. Ancora incredulo il dirigente scolastico Elga Maria Grazia Schembri. Abbiamo trovato la scuola vandalizzata e hanno portato via tante lim, computer, gli armadi tutti scardinati. Preside, la battaglia per la legalità passa anche dalla scuola, però questi episodi non aiutano. No, non aiutano sicuramente. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Librino e della compagnia Fontana Rosa di Catania. Adesso a Messina, dove dietro l'ambulantato abusivo c'è la mafia. Queste le parole pesanti che il comandante della Polizia Metropolitana ha pronunciato in Consiglio Comunale. C'è in corso un'indagine da parte della Procura. Una denuncia pesante in un luogo istituzionale durante una seduta ufficiale. Le parole del comandante vicario della Polizia Municipale e comandante della Polizia Metropolitana di Messina, Giovanni Giardina, hanno spiazzato tutti. Dietro all'abusivismo commerciale, all'occupazione di suolo pubblico in maniera illegale, non autorizzata, c'è un'organizzazione criminale, mafiosa io direi, che decide, che si sostituisce al Dipartimento Attività Produttive del Comune di Messina. Sarebbe un doppione, però illegale. L'ufficiale non ha voluto aggiungere tanto altro per via di un'indagine già aperta sull'argomento dalla Procura della Repubblica, ma occorre ricordare come proprio il comandante Giardina fu aggredito brutalmente lo scorso 19 ottobre da 2 ambulanti e fu costretto al ricovero in ospedale. I 2, padre e figlio, sono stati arrestati, ma l'inchiesta sta cercando di scoperchiare il sistema dell'ambulantato abusivo in tutte le zone della città di Messina. Decide l'occupazione, decide l'importo perché c'è un pagamento dietro, decide questi ambulanti dove si devono rifornire di frutta, verdure, ortaggi e quant'altro. È assodato, perché se andiamo a vedere dove sono stato aggredito io, via Salandra, la farina, adesso che quei signori purtroppo sono agli arresti, non si è messo più nessuno. Si potrà mettere solo qualcuno quando la famosa organizzazione deciderà di collocare qualcuno lì. Dirà l'organizzazione no, quelli non ci sono più, mettiamo questi altri.
E adesso diamo invece un'occhiata alle prime pagine, anche un po' di approfondimenti dai quotidiani regionali, cominciando dal quotidiano La Sicilia di Catania. Vedete i due titoli principali, in realtà stamattina in primo piano ce ne sono almeno tre, ma intanto la questione dei pompieri che non bastano, si cercano pompieri dopo l'incendio tra Palermo e Roma, per quanto riguarda ovviamente la questione legata ai roghi di questa estate. Si cercano dei pompieri, ma il fatto è legato evidentemente a smorzare quella che è l'atmosfera piuttosto surriscaldata sull'asse Roma-Palermo. Schifani infatti prova a smorzare i toni e promette che i ristori arriveranno, mentre si parla di una documentazione completa da parte di Mauro, l'assessore. Dice: la documentazione era completa, abbiamo la copertura politica del governo, i ristori per i danni causati dagli incendi arriveranno. Queste le parole del governatore Schifani. La giunta che ha riunito proprio la Giunta prima del vertice della Protezione Civile, ha provato a smorzare i toni della polemica. E poi ancora, vedete, l'altra vicenda che riguarda sempre però la Sicilia, c'è il dietro front, eccolo qui, vediamo insieme, dietro front sull'Etna, c'è una nuova circolare che regolarizza le licenze edilizie fino al 2019 nei comuni del parco, anche senza autorizzazione paesaggistica. Altro tema che stamattina viene discusso e che riguarda i fatti legati alla nostra regione, si parla anche di acqua. Il commissario Fatuzzo: acqua e depuratori, 1,7 miliardi alla Sicilia, ATI no alle speculazioni. Quindi praticamente si prova a utilizzare questi fondi in maniera produttiva. E poi dalla regione c'è il via libera alla manovra, spacchettato il DDL da 100 milioni, la maratona notturna all'Ars, ne abbiamo già parlato, intanto la seduta continua proprio in Parlamento siciliano. Le notizie di cronaca che riguardano anche il resto del paese: la falsa beneficenza, caso Pandori, la Ferragni sotto indagine per truffa. Lasciamo la prima pagina per andare a vedere che cosa succede, quali sono gli approfondimenti proposti questa mattina dal quotidiano La Sicilia. A proposito degli incendi, il governo darà i fondi, c'è la copertura politica di Roma, il governatore prepara le contromosse, domani ci sarà il vertice alla Protezione Civile, le opposizioni ricevute a Palazzo d'Orleans assieme ai familiari delle vittime, clima di ottimismo sui fondi per i danni. Questo per restare ai temi visti in prima pagina. E sempre dalla prima vediamo il colloquio con Fatuzzo, che è il commissario unico nazionale: non devo fare i progetti, ma devo sbloccarli. 1,7 miliardi di opere, il piano per fare presto. Fabio Fatuzzo, catanese, classe 51, ex deputato di Alleanza Nazionale e commissario nazionale sulla depurazione e presidente della Sidra a Catania, quindi si torna a parlare del tema dell'acqua. La pagina dedicata alla città di Catania del quotidiano La Sicilia, con l'apertura, il titolo principale: il raid di vandali e ladri, la scuola chiusa, approfittando delle vacanze colpita la Vitaliano Brancati, armadi svuotati, appiccato l'incendio, rubate lavagne didattiche e anche, pensate, le merendine. E poi c'è una notizia che riguarda un intervento, una manovra importante che è stata compiuta all'ospedale Cannizzaro. Ha ingoiato una moneta da 20 centesimi, è stata tanta paura per un bimbo di 3 anni, il piccolo è stato trasportato dalla mamma al Cannizzaro, operato d'urgenza, è già stato dimesso. Come vedete c'è anche la radiografia che fa vedere dove i 20 centesimi fossero finiti. Preoccupa intanto, parlando ancora di sanità, il sovraffollamento dei reparti di pediatria a causa dell'influenza. Lasciamo
Adesso ancora la prima pagina dei fatti catanesi della Sicilia. Per andare nelle pagine interne si parla dei predoni, delle microcar, degli studenti. I carabinieri hanno bloccato 2 ladri mentre alleggerivano i mezzi dei ragazzi di Galileo e Marconi. Determinante la segnalazione di un passante al 112, inutile ogni tentativo di fuga. Questo è quello che riporta stamattina la Sicilia. Adesso andiamo sulla prima pagina di Repubblica Palermo. Incendi, Lega e Movimento per le Autonomie al fianco di Schifani, scontro con Musumeci sullo stato di emergenza, il governatore riunisce la giunta e riceve anche le vittime. Poi c'è anche il racconta, abbiamo perso cari e casi, insopportabile questa beffa. Ancora sempre sulla città di Palermo, stavolta sulla Repubblica Edizione Palermo, il caso, la città del Far West infinito, un 14enne e un 15enne accoltellano il proprietario della bici che avevano rubato, le nuove norme sulla sicurezza bloccate al comune e in via Macheda l'ordinanza sulla circolazione è un bluff, altre aggressioni di minorenni e movida ancora senza regole. Questa è la situazione di Palermo. Poi ancora il ricordo che viene proposto per l'appunto dalle pagine interne, Fabrizio Lentini a scrivere: se il ricordo dei cronisti uccisi dalla mafia non è bipartisan. E poi ancora i saldi fino al 50%, vedete in questa vetrina c'è una falsa partenza, stando ai primi dati cali fino al 10% delle vendite. E ancora andiamo a vedere adesso nelle pagine interne il racconto di Repubblica Palermo a proposito di quanto avviene nella città di Palermo: ladri di biciclette con il coltello, uomo aggredito da 2 minorenni, indagati una 14enne e un 15enne che hanno accoltellato il proprietario della bici che gli avevano rubato. E poi come gestire la paura, un boom di donne ai corsi di autodifesa, un reportage, il tiro a segno di via Nave. Come vedete, per l'appunto un generale in pensione insegna a utilizzare lo spray al peperoncino e non solo, vedete anche sono delle attività diciamo di arti marziali, di autodifesa. Siamo adesso anche sempre alle pagine interne di Repubblica, si parla ancora dell'emergenza rifiuti, RAP è già affiancata dai privati, Todaro la responsabilità del passato e dei cittadini, la municipalizzata coadiuvata da altre aziende, intervento del Presidente, parlerò solo con i fatti. E poi vedete il caso il ricordo dei giornalisti uccisi dalla mafia non è se il ricordo dei giornalisti uccisi dalla mafia non è bipartisan. Gennaio è il più crudele dei mesi per i giornalisti siciliani. Nel giro di 20 giorni si celebrano 3 vittime della mafia: Pippo Fava a Catania, Beppe Alfano a Barcellona, Bozzo di Gotto e poi Mario Francese a Palermo, ucciso il 26 gennaio del 1979. E ancora vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, eccolo qui, il titolo: finanziaria patto milionario, così scrive stamattina il quotidiano di Palermo, dall'Accademia degli Zelanti alla Triennale della Contemporaneità, da Godranopoli al Cretto si gioca sui contributi a pioggia, l'accordo trasversale per il varo della manovra finanziaria. E poi incendi, servono altri documenti, pressing sui comuni, la corsa per i ristori, è stato intanto respinto il ricorso, Martina Gentile resta ai domiciliari, l'inchiesta sulla latitanza di Matteo Messina Denaro, la decisione del Tribunale del riesame, la donna figlia dell'amante del superboss è accusata di aver fatto da postina in numerose occasioni. E poi individuati i ladri di bici con il coltello, 14 e 15 anni, fine vacanzo amaro anche a Palermo, come vedete, scuola saccheggiata, lezioni sospese alla Longe, distrutta la videosorveglianza. Abbiamo il tempo anche per leggere
La prima pagina della Gazzetta del Sud, finanziaria siciliana volata finale, lo scontro sui fondi negati per i danni degli incentivi, c'è il vertice con Musumeci, maratona notturna all'Ars per approvare la manovra economica, il patto sui contributi tra i gruppi politici e poi la Ferragni, così ci proiettiamo anche ai fatti di carattere nazionale, sotto indagine per truffa aggravata assieme ad Alessandra Balocco per la vicenda dei Pandori griffati. I PM milanesi vanno oltre rispetto all'ipotesi di frode in commercio. E poi ancora ucciso in Libano uno dei capi militari di Hezbollah, così scrive stamattina il quotidiano, la Gazzetta del Sud. Ci fermiamo qui per questa parte di rassegna stampa, fra poco vedremo anche i quotidiani nazionali, i fatti più importanti anche a livello internazionale. Restate insieme a noi. Siamo di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Allora le prime pagine non solo dei quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera, il titolo in apertura in alto: Israele uccide un capo militare di Hezbollah, fase nuova della guerra, ora azioni mirate, questo il virgolettato, cambia la strategia della guerra in Medio Oriente e ora le azioni saranno mirate, annunciano i vertici dell'esercito israeliano. E poi ancora colpito in Libano Al-Tawil, leader delle forze d'élite, il comandante delle operazioni di Hezbollah, eccolo al fianco di Nasrallah e poi accanto al generale iraniano Soleimani, ucciso dagli americani. Ancora lo vedremo poi nelle pagine interne anche questo tema. L'altra notizia che stamattina anima le prime pagine dei quotidiani nazionali: saluto romano e scontro, Larenzia, chiedo scusa, PD e Movimento 5 Stelle all'attacco, i meloniani ipocriti, la Russa, Fratelli d'Italia estranea, dubbi sul reato europeo. Intanto ci sono le mosse di Salvini: io non mi candido, la Premier ci sta pensando. E ancora la fotonotizia del giorno, eccola qui, aveva 78 anni, giocò infortunato Italia-Germania 4-3, Beckenbauer il Kaiser che vinse 2 mondiali. Questo è quello che scrivono stamattina i quotidiani, che poi riprenderanno la notizia anche nelle pagine interne. Ma vedete, la notizia di cui abbiamo parlato sul Corriere: Israele colpisce su 3 fonti, ucciso un capo di Hezbollah nel 2024, mai così tanti morti a Gaza in un giorno, 247, l'esercito annuncia una nuova fase, ora raid più mirati, gelo tra Biden ed il premier dello Stato ebraico. La stessa notizia viene ripresa anche dalle pagine interne di Repubblica: Israele uccide leader Hezbollah, Blinken, missione anti-escalation. Il comandante militare Wissam Al-Tawil, colpito da un missile in Libano mentre viaggiava in auto vicino al confine. Prima di sbarcare a Tel Aviv, il segretario di Stato USA in Arabia Saudita no all'allargamento del conflitto. Stesso tema ritrovato anche sulle pagine interne della Stampa: escalation con il Libano, ucciso capo di Hezbollah, Israele pronti alla guerra, Netanyahu fa visita alle truppe al confine, valutiamo ogni opzione, nei bombardamenti muore Al-Tawil, comandante delle forze d'élite libanese. Questa è la notizia che abbiamo visto in prima su la Stampa, su Corriere, ma ripresa anche da Repubblica e la Stampa. Allora Repubblica, prima pagina, vedete, adunata nera, questo è quello che scrive come titolo principale stamattina: l'Italia della destra, Roma, parata shock, 1000 con il braccio teso per ricordare la strage di Larenzia, dossier della Dicos in procura, silenzio della Premier, Rampelli di Fratelli d'Italia, sono solo cani sciolti, ma Tajani condannare ogni apologia del fascismo. La Russa, non è detto che questi gesti costituiscono reato. Queste le parole del Presidente del Senato. E poi abbiamo il commento ai saluti romani che nessuno vede di Lirio Abbate, l'analisi, quei riti tollerati dallo Stato assente. E poi
Vedete Maurizio Molinari, l'antisemitismo generato da velenose bugie. E allora Israele, continuiamo a parlare di Medio Oriente, un leader Hezbollah, Blinken, no escalation, l'abbiamo già in qualche modo già visto anche sul Corriere. Salvini, non mi candido, vorrei Vannacci e lui ci penso. Queste sono le notizie, vedete l'affare. Il caso riportato anche da Repubblica stamattina, affair Pandoro, Ferragni e Balocco indagate per truffa, poi addio Beckenbauer, l'ultimo Kaiser diventato leggenda. Adesso la prima pagina della Stampa. L'Ilva ostaggio di Mittal, l'acciaio torna allo Stato, gli indiani rompono con il governo, entro maggio serve 1,5 miliardi. Salvataggio con l'amministrazione controllata, caccia a nuovi soci privati. Poi ancora, fotonotizia, saluti romani, selva di braccia tese alle celebrazioni per H. Larenzia, viva l'Italia antifascista, firma tutto Giovanni De Luna. E poi la parabola della Ferragni indagata per truffa legata al caso Balocco. E poi ancora la guerra in Medio Oriente, Hezbollah bombarda una base israeliana, Netanyahu risponde, la guerra si allarga. Questa è la prima pagina del quotidiano La Stampa. Allora vediamo altri approfondimenti e altre prime pagine. La vicenda Ferragni, che viene ripresa, come abbiamo detto, da un po' tutti i quotidiani. Chiara Ferragni indagata per truffa, turbata dalle strumentalizzazioni. Milano caso Pandoro, è scritta anche Alessandra Balocco, la finanza nella sede dell'azienda. E leggiamo sempre su questo tema su Repubblica, Pandori e uova venduti con l'inganno. Chiara Ferragni indagata per truffa, con lei Alessandra Balocco e Franco Cannillo, proprietario della Dolci Preziosi. L'imprenditrice, sono serena, ho sempre agito in buona fede. E poi l'intervista ad Andrea Tolomeiu, modella da 75.000 follower, l'anti-influencer, non tutti fanno così, ma ora servono regole e più controlli. Anche La Stampa torna su questa vicenda, Ferragni indagata per truffa, ho agito in buona fede, l'imprenditrice social, l'azienda piemontese del Pandoro, abbiamo fiducia nella magistratura. E poi ancora, con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto. Sono profondamente turbata per la strumentalizzazione che parte dei media sta realizzando. E ancora, adesso altre notizie e altre prime pagine per questa nostra rassegna stampa. Vediamo Il Giornale. Salvini a sorpresa, io non mi candido, così dice il leader della Lega, apre i giochi nel centrodestra, Vannacci, lo vorrei con me. E poi ancora la donna che ieri ha compiuto questo gesto gettandosi dal balcone assieme alla bimba, mamma non farlo, la preghiera inascoltata prima del volo mortale. La donna si è salvata, la piccola purtroppo no. Pandori e beneficenza, Ferragni indagata, rischia fino a 5 anni per truffa aggravata, così sul Giornale. Siamo adesso su Avvenire. Educhiamoci alla pace, questo è il titolo del quotidiano dei Vescovi d'Italia. Appello del Papa affinché cessino le guerre in Medio Oriente, Ucraina, Asia ed Africa, si rischia un conflitto globale, e richiama l'esigenza di costruire un clima di accordo, difendere la vita e vietare nel mondo l'utero in affitto. Queste le sue parole. A Gaza ucciso l'1% della popolazione, raid contro Hezbollah, apologia di fascismo, plotoni e saluti romani alla commemorazione, accuse al governo. E ancora, adesso il Fatto Quotidiano, Sgarbi ora è indagato, furto di beni culturali, così scrive il Fatto Quotidiano. Quadro rubato, il sottosegretario iscritto a Macerata, l'incompatibile sul Manetti sparito, sentiti il restauratore e i titolari della ditta che ne fece la copia, lui dice i carabinieri lavorano per me. E ancora Renzi, contratto con la società legata ai servizi segreti di Israele, esclusivo per quanto riguarda
Il Fatto Quotidiano, la società Leonardo e Gewis hanno dubbi sulla proposta di Carrai di legarsi a società di cyber security vicine ad ambienti di Tel Aviv. Meglio non mettersi con apparati stranieri. Abbiamo il tempo ancora per qualche altra prima pagina. La sinistra non capisce un H, Camerati e compagni, saluti romani per i morti di H. Larenzia, PD e 5 Stelle portano il caso in Parlamento e in procura accusano Meloni, ma quando governano quando governavano loro succedeva la stessa cosa. I Pandori affondano la Ferragni indagata per truffa. Il Papa demolisce la teoria gender e l'utero in affitto. E poi si torna a parlare dell'Ilva, serve una svolta d'acciaio e rottura con gli indiani. Ora l'Ilva sia nazionalizzata. Abbiamo anche la prima pagina del manifesto, eccolo qui il titolo con fotonotizia, silenzio stampa. E adesso vediamo un po' di leggere meglio. Sale a 109 il numero dei giornalisti uccisi dopo il 7 ottobre nella striscia di Gaza dall'esercito israeliano, il mestiere di informatore equiparato a terrorismo. Ieri la giornata più sanguinosa dall'inizio dell'anno, 240 morti. Ex Ilva Mittal rompe con il governo. Ultimo titolo da vedere. Il Papa ripristina i valori, la lezione di Bergoglio, siamo sul Tempo di Roma. Francesco ai diplomatici, teoria gender pericolosissima perché cancella le differenze, no alla maternità surrogata, pratica deprecabile, sia proibita in tutto il mondo. Il Dem Ciani si allinea, il pontefice ha ragione. Nasciamo uomo e donna. E noi ci fermiamo qui con la rassegna stampa, almeno per il momento. Con Buongiorno Sicilia invece ci ritroviamo fra pochissimo con il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì fenomeni anche a carattere nevoso sulle regioni del nord-ovest, mentre avremo più sole sulle regioni del nord-est e sulla Toscana. Molto nuvoloso al centro-sud e sulle due isole maggiori. Sulla Sicilia avremo più sole inizialmente sui settori centro-meridionali, con piogge e rovesci che coinvolgeranno già dal mattino il versante tirrenico e quello ionico. Nuvolosità in aumento su tutto il territorio a partire dal pomeriggio, il tutto con temperature massime diurne in generale diminuzione, valori che saranno più contenuti nelle aree interne. Contesto di variabilità nella giornata di mercoledì, avremo infatti nubi sparse alternate a delle schiarite, ma con nuvolosità in graduale aumento a partire dal pomeriggio, con precipitazioni che coinvolgeranno in serata gran parte del territorio. Temperature massime diurne senza particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo. Abbiamo tagliato le verdure e le abbiamo messe qua. Festeggiare un goccettino, ma che bontà, ma che bontà, ma che cosa qua? Ma che tutti i giorni su Antenna Sicilia. Questa roba qua. Allora, prima del TG delle 13:30 e prima del TG delle 20 c'è chi la vuole cotta su Antenna Sicilia. Adesso il primo dei nostri ospiti di questa mattina. Vado a Palermo con Giuseppe Giglio. Buongiorno Giglio. Buongiorno. Grazie di essere con noi. Lei è il CEO di Giglio.com, è un'azienda palermitana che è cresciuta e che si è specializzata anche nell'e-commerce, e poi magari parleremo di come fa un'azienda che si radica sul territorio, che nasce sul territorio della nostra terra, ad essere, diciamo, un'azienda che ha un importante volume d'affari anche con l'e-commerce. Però stamattina parliamo anche della nuova politica che potrebbe essere messa in atto dai colossi dell'e-commerce per quanto riguarda i resi. Pare che non sia, diciamo, non sarà più possibile con ogni probabilità rendere la merce che si è comprata in maniera gratuita. Dovrebbe partire Amazon, ma anche altri gruppi internazionali. Stiamo parlando però ovviamente solo negli Stati Uniti, per adesso in Italia non è così. Si pagherà anche simbolicamente il reso, perché tutto questo nasce da una considerazione di queste grandi aziende, che molti
acquirenti hanno questo acquisto convulsivo, no? Si compra tantissimo e poi si restituisce anche tantissimo. Che cosa ci dice lei su questo tema? Ma allora, la questione dei resi, diciamo, fa parte dell'e-commerce a livello proprio di ragionamento, di abitudine del consumatore. È proprio la... Scusate, io sento un ritorno, non so se voi mi ascoltate bene, ma sento un ritorno molto fastidioso. Noi l'ascoltiamo bene e cerchiamo di risolvere questo problema del ritorno diciamo, del nostro ospite. Speriamo che adesso la questione sia stata risolta. Allora sì, adesso va un po' meglio. Quindi dicevo, il reso fa parte delle regole del gioco del commercio elettronico, dell'e-commerce, perché è chiaro che il consumatore non è in grado di valutare nella sua totale complessità l'ordine che sta facendo, non ha la capacità di poter vedere, toccare e misurare il prodotto che sta comprando. Io parlo ovviamente di e-commerce di abbigliamento e quindi la possibilità di poter restituire il prodotto è una garanzia che al consumatore è sempre stata offerta ed è ragionevole che sia così. Poi in effetti questa garanzia ha dato vita a certi comportamenti che effettivamente sono censurabili. C'è chi compra il prodotto, lo utilizza e poi lo restituisce, quindi non utilizza il reso semplicemente perché magari ha sbagliato la misura o il colore non è quello che effettivamente immaginava guardandolo da dietro. Giglio, ma questo modo di comprare convulsivo si chiama, viene definito bracketing, una cosa di questo genere, insomma è un modo per dire... Ma ci sono molte definizioni, ci sono molte definizioni per l'acquisto compulsivo. In realtà devo dire che il consumatore italiano è molto educato da questo punto di vista. Abbiamo consumatori europei, parlo soprattutto dei nord europei, quindi dai tedeschi a salire tutti i paesi del nord Europa, hanno un comportamento molto più complesso nell'acquisto e poi nel reso. Comprano più taglie, comprano più prodotti e ne restituiscono una gran parte. Il cliente italiano è un cliente molto più attento al momento di fare il suo acquisto e di conseguenza il reso incide in modo molto meno significativo che in altre aree dell'Europa. Poi per il resto del mondo chiaramente le questioni legate alle distanze e quindi ai costi per la restituzione, che da noi non sono gratuiti per il resto del mondo, chiaramente hanno un peso, quindi il tasso di restituzione è più basso perché il reso contiene già un costo di restituzione, quantomeno nelle spese di spedizione. Da qui forse è bene fare chiarire quali sono gli ambiti della questione. Il reso è sempre gratuito in Italia perché così è giusto che sia così ed è anche una norma per la quale non si può applicare quella che si chiama una restocking fee, cioè una tassa di restock del prodotto. Chiedo scusa. Giglio, le chiedo scusa perché proprio la domanda che le volevo fare io è questa, cioè il reso a pagamento in qualche modo andrebbe contro quello che è il diritto di recesso, no? Perché in qualche modo nel nostro paese ci sono delle norme a cui lei faceva riferimento. Sì. Quindi diciamo non si devono preoccupare gli acquirenti in Italia, almeno per il momento, a meno che non cambia la norma, che ci possa essere un reso a pagamento. Ma io non ne farei semplicemente una questione di norma, nel senso che fino a quando un mercato al momento l'Italia è appunto diciamo in questa configurazione, come le dicevo poc'anzi, per cui la clientela è una clientela sana, è una clientela oculata, è una clientela che compra con attenzione e che quindi restituisce di meno, non c'è un tema semplicemente legato alle regole, c'è un tema commerciale, cioè noi non abbiamo interesse a disincentivare l'acquisto perché il reso potrebbe costare qualcosa. Possiamo farlo in quei paesi dove invece c'è un comportamento errato proprio al momento dell'acquisto. Noi abbiamo interesse a disincentivare un acquisto che è un acquisto non congruente poi a un consumo, perché se un cliente compra 3 taglie di uno stesso prodotto è evidente che procederà a un reso, allora in quel caso lì è chiaro che
è interesse anche dell'azienda disincentivare quel tipo di comportamento. Ma ripeto, non è una questione semplicemente di costi di logistica, di costi di spedizione delle merci avanti e indietro, è anche un problema di un costo di restock di un prodotto che viene restituito e che deve essere reimmesso in un circuito di vendita, quindi magari dovrà essere lavato, stirato, magari dovrà essere ricondizionato perché il cliente magari l'ha provato anche in buona fede. Allora, a parte diciamo, gli acquisti compulsivi che abbiamo capito non sono il problema, è un problema proprio di organizzazione a questo punto diciamo, dell'e-commerce che prevede, che ha già previsto nel modo diciamo, di approcciarsi alle vendite alcune regole e alcuni costi. Adesso mi piace soffermarmi per alcuni minuti con lei, parlare anche della sua azienda. Lei ad esempio come si comporta, visto che ha guadagnato spazio in questo mercato, come siete organizzati voi? Perché una piccola realtà rispetto alle multinazionali deve anche difendersi evidentemente, no? Certo, ma allora se restiamo nell'ambito della questione resi, al momento noi abbiamo una politica di reso gratuito in Italia, di una leggera fee di reso dagli stati europei, ma soltanto se utilizzano i corrieri che noi mettiamo loro a disposizione, quindi sostanzialmente chiediamo al cliente di pagare un costo di trasporto qualora vuole utilizzare il nostro corriere, altrimenti il cliente può utilizzare il corriere che desidera e pagarlo autonomamente, quindi di fatto a noi non paga un costo di reso, comunque sostiene un costo per restituire il prodotto. Lo stesso vale per le geografie più lontane dalla Comunità Europea, quindi Stati Uniti, Asia e via dicendo. Queste sono le regole che sono più o meno valide per tutti i grandi gruppi che si occupano di moda e di moda del lusso. Poi Amazon ovviamente diciamo, è tutta un'altra industria, ha tutte altre regole, ma anche altri carrelli, vende altri prodotti e quindi e soprattutto si trova a magazzini ed è localizzato in tantissime aree, per cui la gestione dei resi è completamente diversa perché i resi restano all'interno delle diverse nazioni, quindi diciamo non ci sono grandissimi parallelismi. La scelta però di guardare a un mercato così vasto, da che cosa è stata determinata? Dalla impossibilità di trovare un mercato diciamo, sul posto dove ci sono i negozi fisici e quindi di aprirsi a questa nuova metodologia, oppure proprio una sfida quella vostra? Ma allora, noi nasciamo dalla cultura del commercio tradizionale. La mia famiglia ha dei negozi di abbigliamento fisici a Palermo dal dopoguerra e quindi la nostra cultura nasce dalla cultura dei negozi. È chiaro che quando abbiamo cominciato a fare e-commerce abbiamo immaginato che l'e-commerce potesse aiutarci a scavalcare questi limiti geografici che ci impone ovviamente il negozio fisico. Il negozio fisico si rivolge soltanto a chi fisicamente si trova sul posto, quindi non solo i nostri concittadini, ma magari i turisti che sono in visita nella nostra città. Con l'e-commerce invece riusciamo a raggiungere clienti ovunque si trovino, quindi diciamo l'internazionalizzazione nella vita dell'e-commerce, l'internazionalizzazione è una delle regole dell'e-commerce, è uno dei pilastri dell'e-commerce. È chiaro che questo ci aiuta ci ha aiutato a crescere andando ad aggredire paesi e geografie che sarebbero state impossibili con la cultura del commercio tradizionale da negoziante. Quindi quando noi abbiamo deciso di approcciarci all'e-commerce l'abbiamo fatto proprio per raggiungere clienti internazionali, e quindi quando parliamo di internazionali ovviamente parliamo di qualunque geografia, perché spedire un pacco a Milano, a Berlino, a New York o ad Osaka non cambia nella nostra logistica. L'ultima curiosità, se può, quanto è stato difficile, se è stato difficile iniziare, diciamo, aprirsi al mercato internazionale?
No, allora è stata una crescita lenta, perché noi facciamo e-commerce dal 1996, quindi siamo stati degli antesignani, dei pionieri dell'e-commerce e chiaramente siamo cresciuti per step. Abbiamo cominciato a raggiungere clienti in Italia e poi via via nelle varie geografie europee, perché chiaramente dobbiamo dotarci anche di culture legate ai clienti che andiamo a raggiungere, quindi la loro lingua, la loro time zone. Certe volte facciamo assistenza clienti in 14 lingue, in 7 time zone differenti. È un processo lungo, è un processo complesso, però è un processo inevitabile per chi vuole crescere nell'e-commerce, perché si cresce soltanto allargando le geografie dei propri clienti, allargando il ventaglio dei clienti che si possono Dal passo con i raggiungere tempi, siete al passo, nel mondo. anche la Sicilia, anche le aziende siciliane possono stare al passo con i tempi. Grazie a Giuseppe Giglio, che è il CEO di Grazie a Giglio.com. voi. Una buona giornata. Adesso per noi c'è un'altra breve sosta e continueremo a parlare di commercio subito dopo, perché avremo con noi Pietro Agen, il presidente di Confcommercio Catania. Parleremo di una proposta, di una norma che è in discussione all'ARS, di portare i maxi store nei centri storici anche delle grandi, piccole, medie città. Ne parliamo fra non molto. Rieccoci insieme, buongiorno Sicilia, do il benvenuto e ringrazio di essere con noi Pietro Agen, che è il presidente, presidente di Confcommercio Catania. Allora, in queste ore, non in questi giorni, in queste ore l'ARS sta per dare il via libera alla manovra economica, alla legge di bilancio della Regione, e un emendamento di questa legge prevede una norma che consentirebbe l'allargamento, quindi diciamo consentire l'impianto di centri, non veri e propri centri commerciali, ma dei maxi store, dei negozi più grandi anche nei centri, dei centri storici delle nostre città. Si passerebbe credo da 200 a 450 nelle grandi città, fino a 600 metri quadri di strutture. Tutto questo ha scatenato questa proposta del deputato regionale Edi Tamaio, ha messo in moto anche molte polemiche. La posizione di Confcommercio questa mattina? Noi siamo assolutamente favorevoli, dico di più, diciamo che sia un passo coraggioso, ma che forse si poteva fare anche qualcosetta di più. Dico di più, questa norma, fra l'altro, ecco, per molti è una novità, ma è contenuta in un testo di legge di riforma del commercio condiviso da tutte le associazioni di categoria 2 anni fa. Quindi col precedente governo regionale, disegno di legge che purtroppo non è mai diventato legge. E Di Tamaio intelligentemente, in attesa, io mi auguro poi di approvare la legge di riforma, ha estrapolato questo elemento che è essenziale per la difesa dei nostri centri storici, altrimenti noi andiamo verso la desertificazione. Molti primi cittadini, soprattutto delle piccole e medie città, non sono esattamente d'accordo, in linea con questo provvedimento, perché in qualche modo li taglierebbe fuori poi da determinate decisioni, da alcune decisioni. Ma non sono convinto di questo, anche perché poi i comuni dovrebbero fare i piani commerciali. È vero che ad esempio Catania è una città, la legge del 71 non ha mai fatto un piano commerciale, stiamo parlando di 52 anni, ma questo è colpa dei comuni. Quindi il comune che vuole regolamentare lo sviluppo, la crescita, come giusto che sia, può fare il piano commerciale. Dico di più, può interessarsi soprattutto di alcune cose che sono collegate a questa riforma. I centri storici devono essere attrezzati di parcheggi, non nel centro storico, in zone viciniori, per poi permettere le chiusure dei centri storici, però permettendo una facilità di accesso agli stessi, altrimenti la chiusura non serve a niente. Quindi
negozi più grandi, strutture di parcheggio in zona semicentrale e poi vedremo rifiorire le città. Amsterdam, guardi, io cito sempre Amsterdam. Amsterdam è un esempio, non ha fatto i centri commerciali a 5 km dal centro, li ha fatti nel centro, su 5 piani. Amsterdam è una città vivacissima dove si gira in bicicletta, dove si fa fare shopping con grande felicità. Quali sono i vantaggi, secondo lei, e se ci sono, anche per le piccole realtà commerciali dall'importare queste megastrutture? Guardi, la piccola struttura commerciale, diciamolo chiaro, ha uno svantaggio di fondo. Essendo piccola non ha la capacità di attrarre, né è dotata normalmente di un parcheggio che faciliti. Gli americani dicono no parking, no business, no? Ecco, forse un po' esagerato, però una certa logica c'è. Allora, un piccolo negozio di 100, 80, 70 metri non ha la capacità di attrarre, vive di quello che c'è in quella zona. Quanto più la zona diventa attrattiva, quanto anche il piccolo negozio gode di questo vantaggio. Se davanti al mio negozio passano 2000 persone invece che 200, io ho più possibilità di vendere. Un esempio lo abbiamo in via Etnea, con 2 strutture multipiano, parliamo di Rinascente, ecco, che sono diventate centro di rivitalizzazione dell'intero territorio. Poi nel caso Rinascente ospita al suo interno anche piccole strutture di vendita che si sono inserite un po' come fanno i centri commerciali. Quindi il piccolo può sfruttare l'attrazione del grande per farla diventare un'occasione anche per se stessa. Tutto questo consentirebbe anche in qualche modo investimenti da parte di marchi importanti, grossi marchi che magari preferiscono andare sul centro commerciale dove poter avere, diciamo, uno store adeguato per mettere a disposizione della clientela una vasta gamma di scelta. Assolutamente, farebbe ridiventare competitivi i centri storici anche in questo, perché è vero che alcuni marchi hanno optato per andare nei centri commerciali periferici, però vediamo anche che nei centri commerciali periferici c'è un turnover spaventoso. Aprono 3 anni, chiudono, se ne vanno, si trasferiscono, quindi non è tutto oro quello che brilla. In alcuni casi ci sono anche delle controindicazioni. Il centro storico garantisce comunque una massa di presenza costante e questo è un grande vantaggio. Se offriamo la possibilità di fare strutture di 400, 600, ma poi io penso che arriveremo anche agli 800 e ai 1000 metri, questo può spingere alcuni grandi marchi a trasferirsi di nuovo nei centri storici che invece oggi hanno abbandonato. Palermo e Catania hanno accolto positivamente questa proposta. È la vocazione della grande città a fare mettere in prima linea quelle che sono le 2 città, diciamo, più da un punto di vista commerciale più importanti dell'isola. Fra l'altro il sindaco trantino sembra essere, diciamo, favorevole a questo tipo di iniziativa. È proprio, diciamo, questa l'ottica, la direzione in cui guardare? No, non direi solo le grandi città, direi le città che hanno dei centri storici con una certa valenza, perché la stessa dichiarazione ho letto di Acireale, ho letto di Ragusa, quindi non sono solo Catania e Palermo. Certo, Catania e Palermo la sentono di più, basta camminare a piedi per Catania a vedere come certe zone ormai stanno rimanendo priva di negozi, ma non solo di negozi, ci sono solo delle seracinesche abbassate, questo è tristissimo, oppure diventano dei grandi pub all'aria aperta, nemmeno questo è positivo. Ci sta bene una zona food, ma non può essere solo food un centro storico, perché sennò diventa poco gradito anche al turista. Il turista ha piacere certamente del bel bar, del bel ristorante, delle opportunità, però poi ama fare, soprattutto se c'è una signora al seguito, una passeggiata per vedere qualche negozio, ma anche semplicemente per passeggiare in mezzo a negozi. Quindi direi estremamente positiva la norma. Io volevo chiedere a lei anche, visto che lei rappresenta la Confcommercio, la sua associazione ha accolto in maniera positiva diciamo, questa proposta. Tutte le associazioni diciamo,
isolane sono tutte concorde? Sono tutte favorevoli a questo progetto? Se non sono favorevoli vuol dire che hanno poca memoria, perché non più tardi di un anno e mezzo fa, tutti quanti, tutti, nessuno escluso, piccole, medie, grandi, è stata un'unanimità, abbiamo detto sì al progetto allora presentato dall'allora assessore allo sviluppo economico, che conteneva questa norma. Quindi ecco, o si sono dimenticati o hanno cambiato idea, però non ho sentito voci contrarie dal mondo del commercio. E all'interno dell'associazione c'è qualche... sa, il bastian contrario c'è sempre, poi c'è quello che ha meno visione, c'è quello che crede ancora che si possa fermare il treno con la mano e si possa dire noi fermeremo la grande distribuzione oppure la vendita online. No, una volta si diceva la grande distribuzione ucciderà il commercio. E io dicevo sempre chiuderà prima l'ultimo ipermercato che l'ultimo negozietto, ed è stato così. I ipermercati non ne vediamo quasi più. Oggi ci sono i centri commerciali, quindi anche loro hanno dovuto cambiare. E quindi voglio dire, bisogna aprirsi al nuovo e sfidare il nuovo. Certamente i tempi non sono... La paura è l'online, le dico la verità. No, il vero nemico è l'online. I tempi di realizzazione però di questo progetto non sono, a breve medio termine. Diciamo medio termine, ma deve essere accompagnato anche da alcune iniziative. Ne dico una di carattere edilizio: se si pensasse di svuotare qualche edificio semi abbandonato, magari salvando le facciate e costruendo dei parcheggi multipiano, non sarebbe cosa negativa, anzi sarebbe una manovra correlata a questa, chiaro, salvaguardando sempre l'esterno. È una rivoluzione questa, sarebbe una rivoluzione per i centri cittadini. Copiamo dagli inglesi. Gli inglesi, lei vede molti palazzi con delle bellissime facciate e dietro c'è un grande parcheggio. In Germania si arriva a Monaco di Baviera davanti alla famosa cattedrale delle Due Torri, dove c'è un mega parcheggio di 6 piani. Poi si chiude il centro storico, questa è intelligenza. Dottore Agen, grazie per essere stato con noi questa mattina. Avremo modo certamente di affrontare ancora questo tema, speriamo che si possa andare verso la realizzazione. Speriamo che si vada avanti, ecco, Va bene. questo è importante. Grazie, buongiorno a lei, ci fermiamo ancora, torniamo fra pochissimo, stavolta parleremo di medicina, ma una medicina che è sempre più specializzata, anche in Sicilia, a Catania in particolare. A fra poco. Eccoci, siamo di nuovo in studio. Ringrazio e do il benvenuto al dottore Fulvio Carluzzo, ortopedico, traumatologo, che presta la sua opera nell'Istituto Clinico Gretter di Catania. Buongiorno. Stamattina, buongiorno dottore, parliamo... ci focalizziamo su un caso, partiamo da questo caso, quello di Elia Cavallo, che è un ragazzo, un giovane di 27 anni che ha avuto un bruttissimo incidente, che ha rischiato anche la vita, ma che grazie alla nuova tecnologia, soprattutto grazie anche alla bravura, perché la tecnologia aiuta, ma poi c'è anche l'uomo che interviene, no? Che deve eseguire l'intervento chirurgico. Oggi, lo stiamo vedendo in questa foto, insomma, può guardare e raccontare quello che è successo. Sì, innanzitutto mi complimento con il paziente che ha avuto la forza, la volontà di affrontare un percorso così lungo. Il problema era abbastanza complesso, perché lui aveva delle lesioni importanti sia delle parti molli che dell'osso, con deficit di sostanza, alla quale si è associata anche un'infezione durante l'iter. Quindi aveva già delle caratteristiche ben precise che gli davano anche delle indicazioni all'amputazione dell'arto. Però per fortuna diciamo che si è seguito un iter molto lungo, quindi ho dovuto sottoporre il paziente a diversi interventi seriati negli anni, quindi diciamo che io dico sempre che il paziente con queste patologie così complesse si adotta, quindi diventa quasi un rapporto personale. Diventa una persona di famiglia. Una persona di famiglia, esatto, e io di questi ne ho diversi, che ha permesso prima la ricostruzione delle parti molli e quindi di combattere quello che era l'evento, diciamo, infettivo che poi è sopraggiunto
aggiunto, perché qualsiasi lesione in cui viene perso lo strato superficiale, diciamo cutaneo, comporta una contaminazione dei tessuti e questo porta inesorabilmente a un'infezione. Quindi prima attraverso delle tecniche anche di chirurgia plastica ricostruire quello che era l'envelope, il mantello di copertura dell'osso e successivamente appunto passare alla fase di ricostruzione ossea con delle tecniche di allungamento, cose che per fortuna queste tecniche esistono già da diversi anni, da decenni. Ultimamente negli ultimi 10 anni si sono messe a punto anche delle tecniche di ricostruzione computerizzata che ci permettono di avere in anteprima delle mappature di quello che sarà il risultato finale, quindi di seguirlo passo passo durante tutto l'iter evolutivo. Questo ha portato, ripeto, grazie alla sua volontà e alla forza che hanno questi pazienti, a un buon risultato dal punto di vista funzionale, una buona ricostruzione dell'osso con la sconfitta di quello che era l'evento infettivo. L'esempio di Elia ci porta a dire che l'ortopedia in Sicilia, a Catania, insomma in molte città della nostra regione è diventata un'eccellenza. Si parla, ci sono diciamo delle eccellenze nella nostra regione. Sì, secondo me diciamo che in Sicilia e nel nostro poi territorio della provincia di Catania ci sono delle ottime eccellenze su tutti i campi dell'ortopedia e della traumatologia, quindi troviamo eccellenze nel campo della protesica, della traumatologia e nella traumatologia di secondo livello, che è quella di tipo ricostruttivo. Significa che diciamo, la traumatologia, che consiste nella riduzione e sintesi di una frattura, a volte possono sorgere delle complicanze di carattere infettivo oppure una mancata guarigione oppure una deformità, e in questo caso interviene una traumatologia di secondo livello che è quella della cura di queste problematiche, e questo per fortuna noi abbiamo dei grossi centri di riferimento che permettono di curare anche questa tipologia di persone e quindi di avere degli ottimi risultati sia per il paziente sia per la comunità. Comunque si danno delle risposte. La tecnologia è importante, lei faceva cenno ad alcune tecniche che era impensabile fino a qualche anno fa poter soltanto immaginare, no? Quindi... sì, sicuramente si è avuto un'evoluzione e questo ci ha permesso sia nell'ortopedia che nella traumatologia. Infatti l'utilizzo della robotica in campo ortopedico, quindi si utilizzano dei robot per l'impianto di protesi, si utilizzano dei sistemi computerizzati anche nella traumatologia. Questo sicuramente ha portato un vantaggio diciamo nel planning, nel controllo dei risultati, una migliore ripresa funzionale del paziente e comunque rispetto a prima si hanno delle linee guida che seguendole portano sicuramente dei risultati vantaggiosi. L'interazione fra pubblico e privato è costante, cresce anche nella nostra regione con un rapporto quasi quotidiano, no? C'è una sinergia. Sì, esatto. Io ho sempre pensato, come del resto è, che in realtà il privato convenzionato, perché in realtà si tratta di un privato convenzionato, quindi un privato accreditato che riceve diciamo, sostegno dalla regione, quindi fa parte inserito nel sistema sanitario regionale e nazionale, si ha in questo momento un'interazione continua, quasi quotidiana, perché sappiamo tutti quali sono le principali criticità che in questo momento si vivono nel sistema, e quindi diciamo che anche il convenzionato, come la nostra casa di cura, dà un apporto e un sostegno per quello che è possibile in base alle risorse che hanno a disposizione al pubblico. Infatti da noi si ricoverano anche pazienti con fratture provenienti dal pronto soccorsi che magari per una questione di mancanza a volte di postiletto per il sovraccarico che hanno queste problematiche, e quindi noi riusciamo praticamente in parte a venire incontro a queste esigenze con dei tempi di trattamento che sono sovrapponibili, quindi anche noi riusciamo a fare le fratture del femore, le classiche fratture del femore dell'anziano entro le 48 ore, trattiamo i pazienti traumatizzati e cerchiamo di trattarli il più rapidamente possibile proprio per evitare delle complicanze, quindi questa interazione negli ultimi tempi è diventata ancora più diciamo, importante, più frequente. Catania, la città di Catania ha avuto la possibilità di ospitare un focus medico di ortopedia anche. Nel corso di questo focus sono stati in qualche modo illustrati, no? Quelli che sono stati i progressi, quelli che sono i progressi, e addirittura leggo anche che il caso di cui abbiamo parlato prima è stato anche pubblicato su una prestigiosa rivista internazionale. Allora,
in realtà praticamente io tratto i pazienti con questa traumatologia di secondo livello già da diversi anni, quindi da più di 15 anni. Sono stato tra i primi ad utilizzare questo sistema di ricostruzione computerizzata, già parlo nel 2011, già iniziavo a utilizzare questi sistemi, tra i primi in Italia. Uno di questi casi, ne ho diversi in trattamento anche adesso, è un caso molto complesso perché per portare la guarigione ho dovuto utilizzare delle tecniche e dei planning ancora non conosciuti, cioè andare ad esplorare dei campi diversi. Questo mi ha permesso di avere un ottimo risultato dal punto di vista immediato funzionale, quindi prima ancora che guarisse la parte traumatizzata io già avevo ricostruito l'arto a distanza dalla zona di lesione. Sì, questo è stato pubblicato, ha avuto un ottimo, più che altro ha permesso alla comunità di capire che si può andare anche oltre quelli che erano i comuni standard per portare immediatamente alla guarigione del paziente. Ce ne sono altri in corso, anche più complessi. Sono pazienti che a volte si curano per anni. Ho un paziente che sta per finire l'iter di trattamento che è in cura con me dal 2011, quindi un ragazzino di 12 anni, un trauma molto complesso in campagna con una grossa contaminazione della gamba, e quindi ho impiegato diversi anni perché dovevo fare i conti non solo con la lesione ma anche con la crescita dell'osso, quindi che man mano il ragazzo cresceva. E questo ho finito l'iter adesso ed sta andando bene. Allora, le auguriamo intanto buon lavoro. Grazie mille. In bocca al lupo, perché insomma bisogna avere tanta passione e seguire anche quelle che sono le evoluzioni della tecnologia, perché ormai parliamo spesso di intelligenza artificiale, no? Mi pare che però ormai tutto quello che ci circonda è pervaso proprio di tecnologia, e anche la medicina ne ha tratto grandissimo giovamento. Sì. Buon lavoro, magari ci ritroviamo più avanti per parlare di nuove cure, di nuove frontiere nella ortopedia e anche nella traumatologia, perché poi la traumatologia è quella che impegna, credo, di più. L'impatto è immediato, ci vuole una grossa curva di apprendimento perché si fa sul campo, ed è quella che anche dà maggiore risposta a quelle che sono le esigenze del territorio. Grazie al dottore Fulvio Carluzzo per essere stato con noi stamattina, e adesso noi ci fermiamo, ma per pochissimo. Ci sono delle pillole di cucina, torniamo fra non molto, avremo da sentire e da vedere cosa dicono le stelle questa mattina. Un po' di languorino, e allora adesso andiamo a prendere un caffè con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Grazie. Allora, cosa dicono le stelle? Stamattina so che hai preparato una cosa particolare su un film che ha ottenuto grandissimi consensi. Vediamo anche, c'è una serie di pagine stamattina sui quotidiani. Chiedo alla regia anche di agevolarci in questo. I Golden Globe per Oppenheimer, vedi? Esatto. Stiamo vedendo già, e ho anticipato quello che è il tema di oggi intanto nella tua parte iniziale. Esatto, la mia passione per la cinematografia oggi appunto mi porta a puntare i riflettori delle stelle proprio su Oppenheimer, ma vi ricordo che ne avevamo già parlato tempo fa in trasmissione e che avevo anticipato pure che sarebbe stato un grandissimo successo, e tale fu. Bene, previsione avverata per l'astrologo. Ebbene, mi ha incuriosito proprio perché il protagonista Cillian Murphy, gemelli, quindi vi avevo anticipato che i gemelli sarebbe stato il segno dell'anno, assolutamente premiato come un miglior attore drammatico. Il film è un capolavoro, parla appunto del costruttore della bomba atomica, dei suoi sensi di colpa eccetera, una recitazione impeccabile. Ecco qua dalla grafica lo vedete con Robert Downey Jr., il nostro Iron Man, Ariete, la coppia Ariete e gemelli funziona benissimo, e Robert si è speso in sperticati complimenti proprio alla premiazione, lodando la bravura recitativa del Cillian Murphy, che è stato assolutamente insuperabile. Ma una pioggia di Oscar e di Golden Globe, e di premiazioni e di riconoscimenti li ha ricevuti anche la signora Emma Stone, Scorpione, e anche Mark Ruffalo per il film
Poor Things. Ecco, Mark Ruffalo, vi ricordo, è quello che conosciamo meglio come Hulk degli Avengers, attore italo-americano che tra l'altro è venuto a farci visita proprio in Italia l'estate scorsa e ha assaggiato tutti i nostri manicaretti con grande gaudio. Una notte, un Golden Globe assolutamente salutato come uno dei migliori in termini qualitativi. Addirittura anche le musiche sono state premiate e la nostra Billie Eilish assieme al fratello Pellen, Billie Eilish è una Sagittario, il fratello è Cancro, hanno ricevuto il Golden Globe proprio per la migliore colonna sonora. Ebbene, Christopher Nolan con questa su Oppenheimer ha assolutamente aggiunto un'altra perla preziosa alla sua carriera fulgida da bravo leone che si riprende assolutamente il suo patrimonio regale di successi ed ecco come una magica serata tutta d'oro diventa assolutamente uno spettacolo per tutti. Ebbene, complimenti agli attori e complimenti a questa manifestazione che ci regala sempre tante emozioni. Oggi Luna in Sagittario, ma quello che è più interessante nel cielo astrologico di oggi è la disputa che hanno Mercurio e Nettuno nello zodiaco. Mercurio è pianeta della comunicazione mentre Nettuno è pianeta del caos, quindi i segni d'acqua e i segni di fuoco sono particolarmente interessati. A cosa in particolare? Mercurio e Nettuno insieme formano una dialettica che ha bisogno di fiducia e di vederci assolutamente chiaro. Quindi prima di tutto i pesci e i Sagittario avranno voglia di vederci chiaro, anche perché i pesci si sobbarcano delle responsabilità assolutamente più grandi oggi, mentre il Sagittario pur di andare avanti, a volte trascurano qualche particolare. Ariete, che non trascura in genere niente, invece, muore dalla voglia di fidarsi un po' meglio del partner, della persona con cui ha a che fare per adesso sentimentalmente, mentre Leone di una proposta di lavoro deve valutare i pro e i contro. Cancro e Scorpione, invece, lo Scorpione si riprende tutta una serie di successi molto interessanti e vola, viaggia, va, viene impegnato in 1000 direzioni diverse, mentre invece il Cancro si sente un po' sotto tiro proprio perché deve dimostrare al lavoro una serie di concretezze che a tempo un po' mancavano. Cosa fanno gli altri segni? I Terra e gli Aria? Ebbene, Gemelli, Bilancia e Acquario, i Gemelli forse subiscono un po' di più la presenza della Luna in Sagittario e di un Mercurio un po' dissonante, soprattutto Nettuno dei Pesci che ancora fa quadratura. Un po' di caoticità oggi, ma via, siete sempre brillanti, saprete come cavarvela. Bilancia un po' defilata e con bisogno di riposo, una Venere che ha bisogno assolutamente di rifarsi un po' di trucco e quindi per adesso sta discosta. Acquario, assolutamente incuriosito da 1000 progetti che pensano in grande. L'Acquario ha bisogno oggi di fidarsi in una maniera cieca dei propri sogni, tenendo però conto della realtà. Toro, Vergine e Capricorno cosa fanno? La Vergine subisce molto questa quadratura dall'opposizione nettuniana ai Pesci, quindi tendenzialmente dovranno valutare se fidarsi o meno di un aiuto che forse non è propriamente tale, quindi occhi aperti cari Vergine, mentre invece per i Toro questo aspetto a volte determina tutta una serie di varianti che portano sì delle soluzioni ma per cui ci saranno anche delle spese, quindi cari Toro fate bene i conti. I Capricorno invece sono un po' esenti e defilati da questo aspetto proprio perché pensano fondamentalmente che si può costruire sempre tutto schivando bene gli inghippi quelli che assolutamente possono sembrare dei miraggi. Non è mai tutto oro quello che luccica, i Capricorno da bravi strateghi lo sanno. E detto questo continuo con il mio caffè augurandovi un'ottima giornata. Buongiorno Sicilia, ciao Angelo. Grazie Marco. E allora vado alle agenzie un attimo. L'ARS ha approvato il maxi emendamento alla finanziaria con norme di spese e ordinamenti e subemendamento anche della minoranza che hanno avuto il parere favorevole del governo. Il presidente dell'ARS, Gaetano Galvagno, ha comunicato lo stralcio del maxi emendamento che sarà votato in un apposito disegno di legge subito dopo il voto della finanziaria. Il maxi emendamento vale circa 100 milioni di euro. E adesso ripercorriamo un po' la storia del 9 di gennaio. Iniziamo con un evento che ha a che fare con la fortuna. 9 gennaio del 1448 in piazza Santa Bronge
Ambrogio a Milano si svolge la prima lotteria. Si tratta di una sorta di tombola organizzata per raccogliere fondi per la guerra contro Venezia. Il 9 gennaio del 1878 muore Vittorio Emanuele II di Savoia, soprannominato il Re Galantuomo. È stato sovrano di Sardegna e dal 1861 primo re d'Italia. Cambiamo adesso scenario. 9 gennaio 1950 a Modena, durante lo sciopero di protesta contro la chiusura delle Fonderie Riunite, 6 operai vengono uccisi dalla polizia, centinaia saranno i feriti durante gli scontri. Voliamo adesso a New York, dove il 9 gennaio 1951 si inaugura la sede definitiva dell'ONU. Il complesso, opera di architetti internazionali come Le Corbusier, include il famoso palazzo di vetro, simbolo dell'organizzazione. E il 9 gennaio del 1960 in Egitto iniziano i lavori per la costruzione di una delle più grandi opere idrauliche più imponenti del mondo, la diga di Aswan, costruita sul fiume Nilo. La diga ha però degli effetti negativi, come lo spostamento di intere popolazioni e siti archeologici. Arriviamo al 1986, al 9 gennaio dell'86, la Kodak, una delle aziende pioniere della fotografia, esce dal mercato. Dopo una battaglia legale che è durata 15 anni, la Polaroid la costringe a pagare 925 milioni di dollari e ritirare i suoi prodotti. Un evento che ha cambiato il modo di comunicare. Il 9 gennaio ma del 2007, vedete questa foto, Steve Jobs presenta l'iPhone che diventa in breve un oggetto di culto che segna una svolta nel mercato e anche nella vita quotidiana di milioni di persone. E ora, per concludere, ricordiamo un grande artista italiano, lo vediamo in questa foto, nato il 9 gennaio, Domenico Modugno, celebre cantautore scomparso proprio nel 1994. Modugno è stato uno dei cantanti italiani più famosi e apprezzati del mondo, vincitore di 2 Grammy Awards e ancora di 4 Festival di Sanremo, il primo dei quali nel 1958 proprio con la canzone che stiamo sentendo, Nel blu dipinto di blu, universalmente nota come Volare, della quale gli derivò poi il soprannome Mister Volare. Non ci resta a questo punto di ascoltare per l'appunto Nel blu dipinto di blu, o se volete volare. A domani con Buongiorno Sicilia. Non ritorni mai più, mi dipingevo le mani e la faccia di blu, poi d'improvviso